Civil Protection è l'appuntamento annuale che ENAIP di Padova e del Veneto si dà in questa meravigliosa situazione di questo parco ex fornace per esercitare i ragazzi a come intervenire in caso di terremoto o di qualsiasi altra calamità. Questa iniziativa è fatta assieme alla Protezione Civile del Comune di Padova. Epifania è il capocampo, cioè sarà il regista. Pazienza, portiamo pazienza, chiaro per tutti. Riguardo le varie le tre squadre, il sesto è quello che è accettabile per quando lavora lì. Ma ho visto che avete tutti. Allora siamo oggi qui riuniti, il gruppo comunale di protezione civile di Padova, insieme con ENAIP, Regione Veneto, ma soprattutto la sezione di Padova, per fare un'esercitazione congiunta, ovvero i volontari faranno vedere agli alunni attività operative, che in questo caso diventano didattiche e quindi informative, su come intervenire su determinati contesti. Come scuola professionale è una bellissima occasione, un'occasione di vita da cittadino attivo. La nostra è una scuola che lavora tantissimo sullo sviluppo del diritto di cittadinanza attiva, lavoriamo sullo sviluppo delle 8 competenze chiave e questa è una importante, cioè essere in grado di scegliere, di avere coscienza critica, partecipando nella tutela e la difesa del territorio. Che, come dire, a corollario di tutto il volontariato magari. Bravissima! Sicurezza, ce ne sono qua. Hanno messo la pettorina. Ora chi cambia ci verrà a trovare. Sì, nel senso che io a Padova